vogliono trasferire a Di Martino perché è bravo, qualcuno se lo vuole portare al nord, a Roma, chi tu che no? Solo perché è bravo. Hai sentito dire questo? Sì, ho sentito dire io che qualche ospedale del nord lo vuole perché lei è bravo ah no, e allora com'è un discorso? È che noi per fare quello che facciamo ci è stata affidata una 500. Ho capito. Però in questo momento stiamo dando le prestazioni come se avessimo una Ferrari, perché ci sono tante donne e uomini che danno le loro braccia, la loro mente per supportare il lavoro in più che noi abbiamo in questo reparto. Va bene, ho capito. Questo l'abbiamo fatto fino adesso e noi vogliamo che questo centro di senologia venga certificato con medici dedicati. Dedicati vuol dire il chirurgo che fa solo senologia, il radiologo che fa solo senologia, l'oncologo, l'anatopatologo che fanno solo questo. Solo così si può salvare tante vite umane. Capito? Grazie. Questo è quello che noi vogliamo dire. Allora che succede? Tutte le donne si sono mobilitate a cogliere firme, passavano bar a bar, le ho viste io, le donne, noi gelesi, le donne. Siccome la forza delle donne è riuscita a fare gruppo, ma subito, non è che dice la discurremo facile. Allora che fa? Come hanno visto la buona impagliata, si racambarono tutte qua, no? A farsi intervistare da televisione, capite le ste cose, va? Tu per casi? Ciao, ciao. Quando mai avete visto una popolazione che è andata di proposito a mettere la firma per un qualcosa? Quando mai? Non ce n'hanno uscito mai. Scusate, caro, un'informazione. Posso parlare? Ma tutta questa cosa l'hanno organizzata le donne, giusto? E che c'entrano la No, c'è tutta la politica presente. C'è tutta la politica presente. Solite passerelle, caro Totò. Aspetta, questi stanno facendo passerella. Passerella, però c'è una sindaco, lei non ne fa passerella. No, il sindaco è uno che merita perché è l'unico che scende pure in piazza. Lo so, per difendere i diritti dei suoi cittadini. E questo le fa onore. Totò, il vero problema sono i dati ambientali che non escono mai. Digli a Già lo sai i dati ambientali che non escono mai. Lo stai dicendo tu. Bravo Totò, puntualizza. Va bene. Sarà su tutti i TG. Grazie. No, quale TG? YouTube. Hai detto peggio. Alla ci dice tutte cose, va bene. Già fatto. Maria Rosa, grazie. Grazie a voi. Io